ho visto una luce che lampeggiava. Mi sono affacciata al primo piano, ho aperto il balcone e ho visto arrivare uno tutto di corsa. Per la signora Stella Vanin, che tutti a Mogliano conoscono come Gina, quello di sabato sera è stato il 7° assalto dei ladri tra casa e negozio. Nella sua abitazione di via Roma, stavolta, se li è trovati di fronte poco dopo le 9 di sera. Dal vano delle scale ha notato la luce di una torcia e un individuo che stava forzando un oscuro. Quando mi sono messa a gridare, non so cosa le ho detto, perché probabilmente le avrò detto tutto e di più, è ritornato indietro. Poi ho visto 1, 2, 3 che sembravano cavalli che saltavano senza toccare la ringhiera e sono scappati. Hanno rotto solo il balcone proprio perché mi sono accorta in anticipo. Altri 3 complici, infatti, si trovavano già sotto il portico. Ha mantenuto il sangue freddo la 77enne, storica commerciante di Piazza Pio X, ma quando ha realizzato di aver rischiato di trovarsi i 4 in casa è stata sopraffatta dalla paura. Tanta. Dopo sì, tantissima. Tanto che i Rangers che avevo telefonato mi hanno tenuto un quarto d'ora al telefono perché avevano paura che mi sentisse male e continuavano a dire signora le chiamo un'ambulanza, signora le chiamo un'ambulanza. Bersaglio per 7 volte la signora Stella. Le altre volte non ero a casa, perciò hanno portato via tutto quello che potevano trovare, stupidaggini magari, anche vino perfino, la bicicletta, tutto quello che potevano trovare hanno portato via. Non per questo la commerciante, abituata a essere autonoma, si scoraggia. Prosegue con la vita di sempre, dice, magari con qualche accorgimento in più. Appena arrivo a letto, tac, l'allarme subito. Ma non ho paura, spero sempre di cavarmela, insomma.